La vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, ha inaugurato ieri la nuova gestione del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulle linee Adria-Venezia, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona. A partire dal 1 settembre Trenitalia regionale subentra a Sistemi Territoriali nel contratto di servizio con Infrastrutture Venete, segnando l'inizio di una nuova era per il trasporto pubblico regionale caratterizzata da maggior affidabilità, comfort e sostenibilità. Durante la cerimonia presso la stazione di Rovigo, seguita da un viaggio inaugurale fino a Verona, De Berti ha sottolineato l'importanza di questo passo avanti, frutto di un lavoro iniziato anni fa, volto a uniformare il trasporto ferroviario di queste aree agli standard del resto della regione. Il nuovo contratto decennale prevede l'introduzione di oltre 20 nuovi convogli nei prossimi mesi, tra cui 4 treni Minuetto, 2 ibridi, 8 Stadler e 7 Pop, che sostituiranno gradualmente i vecchi treni, garantendo viaggi più confortevoli e sicuri con una maggior frequenza e puntualità. Parallelamente sono stati presentati i nuovi autobus a trazione ibrida di Bus Italia destinati al trasporto scolastico, evidenziando l'impegno della Regione verso soluzioni di mobilità più ecologiche e integrate. De Berti ha inoltre annunciato importanti interventi infrastrutturali, l'elettrificazione e potenziamento della linea Adria-Mestre, con un investimento di 75 milioni di euro e il completamento previsto per gennaio del 2026 e lavori di manutenzione e ammodernamento sulle linee Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, in collaborazione con RFI, inclusa la progressiva eliminazione dei passaggi a livello grazie al supporto delle amministrazioni locali. Nel 2025 sarà inoltre ripristinato il popolare treno del mare che collegherà Verona e Rovigo alle località balneari di Rosolina e Chioggia, rispondendo alle richieste dei viaggiatori e potenziando l'offerta turistica regionale. Queste iniziative mirano a trasformare l'esperienza dei pendolari nel territorio tra il Polesine e il Delta del Po, offrendo un servizio di trasporto pubblico moderno, efficiente e di qualità, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e intermodalità promossi dalla Regione Veneto. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono le più buone rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.